È ora di rovesciare l'idea di Venezia raccontata da pochi, spesso organizzati in associazioni e comitati. Il manifesto firmato da tutti i partecipanti al corteo acqueo per il rilancio del porto ha anche una presa di posizione forte e che probabilmente farà discutere contro ciò che viene definito falso ambientalismo e diffusione di false notizie, come sugli effetti catastrofici del canale dei Petroli o sulle cause del motondoso in laguna. In giro per l'Europa i porti sono fondamentali, l'Europa sta crescendo appunto per i porti, gli investimenti più importanti della Cina vengono fatti sui porti e noi invece del nostro porto tolleriamo che qualcuno dica aspettiamo, vediamo, ma le navi no, e alla fine perderemo una parte dell'export che si sposterà in altri luoghi. I piani di sviluppo per Venezia, si legge ancora nel manifesto, non possono dipendere dalla lentezza delle decisioni dello Stato, del Comitatone o di organismi internazionali che a volte possono rispondere ad interessi diversi e opposti a quelli della città. Preoccupa lo stallo burocratico, preoccupa a volte il presunto potere di veto che qualche amministrazione può tenere. Chi sta esercitando il potere di veto? Vede, questo è un paese di grande tradizione bizantina, no? E quindi non necessariamente c'è un colpevole, io non devo neanche trovarlo il colpevole, saranno altri eventualmente se ci sono delle colpe. Io ho bisogno di avere i pezzi di carta necessari a fare le cose che istituzionalmente sono a nostro carico, tra cui il mantenimento dell'accessibilità nautica. Accanto agli imprenditori, i sindacati manifestano il timore di una prossima perdita di posti di lavoro. Noi siamo qui per tentare di sensibilizzare chi deve prendere una decisione, il comitatone possibilmente a marzo, ma che sia una decisione che salvaguardi le famiglie, il reddito, il lavoro e la produttività di Venezia. A noi interessa sapere che fine dobbiamo fare, sapere cosa farà il porto, se ci vogliono spostare, ce lo devono dire, noi dobbiamo sapere quale sarà il futuro domani dei lavoratori. Che la situazione sia grave lo ammette anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che lancia però anche un messaggio d'ottimismo. Se ce la facciamo diamo un segnale importante per il paese, perché qui c'è il porto, ma c'è anche l'industria, c'è la trasformazione, c'è l'artigianato, nelle isole ci sono piccoli segnali di rilancio, la gente ci crede. Diamogli quella speranza, diamo la speranza ai giovani, restate qua, restate in Veneto, restate a Venezia, sarà la grande scommessa che l'Italia deve vincere, tutta l'Italia.